Ci sono luoghi che si visitano e poi ci sono luoghi che si ascoltano. Pieve del Grappa è uno di questi. Qui ogni sorgente racconta una storia, ogni sentiero conduce a una scoperta, ogni bosco custodisce un patrimonio che il tempo ha saputo conservare. Qui siamo ai piedi del Monte Grappa, nel cuore della riserva della biosfera MAB UNESCO, dove la natura non è soltanto uno scenario, ma la vera protagonista di un territorio che continua a vivere nel perfetto equilibrio tra uomo e ambiente. Luogo più unico che raro, in questo nostro nuovo viaggio di itinerari ci accoglie il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampini. Ida, ciao, benvenuta. Grazie sindaco. Partiamo con questa produzione Pieve, cuore del Grappa, sì, perché una persona che arriva qua lascia il cuore su questo territorio dove ci troviamo. Certo, in questa produzione ti porteremo a visitare i luoghi più significativi. Iniziamo dalla Via d'Acqua, il nostro torrente Lastego, con una biodiversità incredibile e che davvero attira tantissimi visitatori. Tra l'altro fa parte del percorso del Sentiero degli Ezzelini, quindi la possibilità di collegarsi con tutti i comuni più a sud, per poi andare a scoprire tutto quello che c'è nella parte più alta. Arriveremo fino al Grappa e quindi tante sorprese, tanti bei luoghi e tanta accoglienza. La montagna che si fonde con la pianura e la pianura che si fonde con la montagna. Il nostro territorio, Pieve del Grappa, arriva fino al sacrario di Cima Grappa, quindi a 1800 metri, però siccome siamo appunto ai piedi del Grappa e il Grappa è la nostra patria, a metà verso gli 800 metri abbiamo un giardino vegetazionale gestito da Veneto Agricoltura della Regione Veneto, dove vengono ricreati tutti gli habitat che vengono trovati nei vari livelli di altitudine del Grappa. Io direi, sindaco, che noi ci spostiamo, partiamo da là, ma naturalmente poi qui torneremo. Andiamo. Grazie. Il nostro viaggio inizia in un luogo straordinario, un luogo che racchiude l'essenza del massiccio del Grappa, il giardino vegetazionale Astego. Nato nel 1920 come vivaio forestale per sostenere il rimboschimento delle montagne devastate dalla Grande Guerra, oggi è diventato uno dei più importanti giardini botanici dedicati alla flora del Monte Grappa. Qui convivono centinaia di specie vegetali, boschi, prati, zone umide, piante officinali, habitat che riproducono fedelmente gli ambienti naturali della montagna. Passeggiare tra questi sentieri significa attraversare un patrimonio vivente che racconta la straordinaria ricchezza botanica del Grappa. Ogni stagione cambia il paesaggio, ogni fiore racconta un equilibrio antico, ogni albero custodisce una memoria che continua a crescere. Qui è racchiuso il cuore pulsante del Monte Grappa. Ne parliamo con Alessandro Manera. Ciao Alessandro. Benvenuta Ida e benvenuti itinerari. Grazie. A partire proprio qui dai nostri piedi, vero? Sì. Noi vediamo questo lunghissimo viale che passa e divide tutto questo meraviglioso giardino. Ma ne raccontiamo brevemente la storia? Certo. Beh, questo giardino in realtà sorge da un vecchio vivaio forestale nato all'incirca intorno agli anni 20. Era un ex vivaio gestito dal Corpo Forestale e era adibito alla produzione di piantine forestali, quindi c'erano abeti, carpini e queste piantine nascevano qui, crescevano qui e poi venivano portate dai nostri operai su in montagna per ripopolare il nostro monte che ci sta alle nostre spalle, perché a causa della Grande Guerra era stato completamente devastato. Il nostro viaggio
Alessandro parte da qui, da questa Y e da questo viale che passa tutto il giardino e lo divide a metà. Questo sembra una semplicità, sembra una cosa da nulla, ma in realtà questa stradina che vedete ha un significato veramente ben preciso. Ricordate prima che vi ho detto che questo era un vivaio? Per fare questa strada ci hanno messo 5 operai 2 anni. Ma non perché non avevano niente da fare, ma perché 2 andavano su in montagna. Ricordate sempre che siamo intorno agli anni 20. Quindi prendevano, andavano su in montagna a cercare i sassi. Un'altra persona li aggiustava con martello e scalpello e altri 2 le mettevano giù. Ma vedete cosa c'è per terra? C'è un simbolo ben definito che è una Y. Cos'è la Y? È un simbolo di fertilità, che era proprio legato alla buona sorte di questo vivaio. Alla nostra destra e alla nostra sinistra abbiamo 64 gradoni. Qui sono rappresentati tutti gli habitat del Monte Grappa. E come sono suddivisi? Sì, perché sono belli da capire e da vedere. Partiamo dalla cima, dalla vetta, siamo intorno ai 1775 metri di quota, che è in realtà la cima del Monte Grappa, e mano che scendiamo portiamo i visitatori a scoprire proprio tutti gli habitat. Quindi si parte dalla vetta e si arriva fino alla pianura. Alessandro, entriamo in questo gradone e portiamo nelle case dei nostri telespettatori uno dei simboli storici del Monte Grappa. È il Feuerol. Cosa sarà mai questo Feuerol? Il Feuerol è una casa di montagna costruita solamente con i materiali che trovo su in montagna e intorno a me. Quindi abbiamo i sassi e abbiamo le foglie di faggio. E ha una tecnica molto particolare. È un climatizzatore di una volta. Grazie a questo foro, chiamato masol, l'aria calda che viene scaldata dai sassi sale e, aperta la strada, la porticina di là, che è rivolta sempre verso nord, quindi al fresco, crea una corrente d'aria. Ecco il climatizzatore di una volta. Alessandro, cosa trova il visitatore curioso che arriva qui? Può scoprire tanti habitat diversi. Qui abbiamo ricreato tutti gli habitat, come avevo detto, dai 2000 agli 0, ma è possibile anche scoprire lo stesso habitat naturale e quello modificato dall'uomo. Questa è quello che troverete nella prima parte di questo meraviglioso giardino, ma noi adesso passiamo nella seconda area, sì, perché poi ci sarà anche la terza. La seconda parte del giardino è dedicata ai giochi sensoriali, quindi abbiamo 5 diversi. Questo è il primo, che non è altro un labirinto celtico. Poi abbiamo un labirinto vero e proprio, è l'unico labirinto al mondo costruito su terrazzamenti. Un altro è all'interno di questa siepe ed è un gioco dove ti permette di entrare scalzi e occhi chiusi e riconoscere tutti gli ambienti. L'ultimo invece è dedicato all'equilibrio e ai profumi, quindi si attivano tutti i sensi e si scoprono tutte le varie sfaccettature della natura. In questo tripudio di colori siamo arrivati nella terza area del giardino vegetazionale dell'Astego. Esattamente. Questa è la terza area che è dedicata esclusivamente ai fiori. Qui abbiamo aree dedicate ai girasoli, alla lavanda, alla storia delle rose, alle orchidee, un angolo dedicato agli iris e un angolo anche alla fitolimurgia, cioè alle piante commestibili. Per finire assolutamente in bellezza. Assolutamente. E questo meraviglioso posto è gestito da chi? Dal 2018 è gestito da Veneto Agricoltura, l'agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, che si avvale dalla collaborazione di un'associazione salvatica che cura l'aspetto della didattica e della promozione dello stesso. Che adesso ci porta a vedere cosa? Vi portiamo a scoprire il torrente Lastego. Il nostro viaggio allora continua con loro così. Andiamo. Il Monte Grappa è una montagna che vive d'acqua. La sua natura carsica alimenta decine di sorgenti che emergono lungo tutta la fascia pedemontana. È proprio quest'acqua che, da secoli, scolpisce il paesaggio e accompagna la vita della comunità. Tra queste scorre il torrente Astego, un piccolo corso d'acqua solo all'apparenza, in realtà uno dei più preziosi scrigni di biodiversità del territorio. Le sue acque limpide ospitano habitat delicatissimi, dove trovano rifugio anfibi, insetti,
pesci e numerose specie vegetali. Camminare lungo il torrente significa entrare in un mondo silenzioso, un luogo dove la natura detta ancora il proprio ritmo. Qui si cammina lentamente, si osserva il bosco, si ascolta l'acqua, ci troviamo nel sentiero degli Ezzelini. Ciao Claudio. Ciao Ida, benvenuta. Ci troviamo lungo il percorso degli Ezzelini che in questo tratto di Pieve del Grappa percorre il torrente Lastego, torrente che ha origine nella valle di San Liberale al Bus del Refos e si butta nel Muson. È un corridoio di biodiversità che unisce l'ambito montano al colli e poi alla pianura. Vedi Ida, lungo questo torrente ci sono ancora le tracce di una serie di mulini e di opifici che operavano lungo il torrente. Una volta il torrente era proprio la zona industriale lineare in cui si produceva, si commerciava, si spostavano le merci. E ancora questo sentiero unisce questi luoghi e ci racconta di questo legame fra le comunità e l'acqua. Claudio, qual è la particolarità di queste pozze, di questo torrente? Devi sapere che nella biodiversità, nel suo valore ecologico, è proprio raccontato dal ritorno del gambero di fiume che si era perso, che è un bioindicatore, cioè ci racconta la qualità dell'acqua. È tornato, ci racconta che è un ambiente che sta bene, ma anche che va tutelato, preservato. Ecco perché con l'amministrazione comunale stiamo lavorando a un progetto di tutela ma anche di fruizione per dare valore a questo elemento d'acqua che attraversa il territorio. Una persona che vuol venire a percorrere il sentiero degli Ezzelini può partire o può agganciarsi dove e arrivare dove? Il sentiero degli Ezzelini parte addirittura da Castelfranco, ma poi lì si aggancia alla via per Padova, al Muson dei Sassi, alla Treviso Stiglia, quindi una grande rete di percorsi verdi e blu per la mobilità dolce che arrivano qui, e qui proprio c'è l'innesto con la montagna, quindi da qua si arriva e si inizia a salire nel Monte Grappa. Tutte queste informazioni si possono trovare dove? Le possiamo trovare nei siti del comune, e soprattutto poi vi aspettiamo al Giardino Astego, lungo il sentiero, anche come guide ambientali escursionistiche accompagniamo queste proprio attività di scoperta dei luoghi e di contatto col torrente Lastego, con l'acqua. Questa è la riscoperta della tutela e del valore di un territorio e delle sue acque. Pieve del Grappa è uno di quei luoghi che non cercano effetti speciali, perché la loro bellezza è autentica. È nel suono di una sorgente, la sentite? Nel silenzio di un bosco, nel passo lento lungo un sentiero, nel lavoro paziente delle malghe, nella forza di una comunità che continua a custodire il proprio territorio, con amore e con rispetto. Qui la biodiversità diventa cultura, l'acqua diventa memoria, la montagna diventa identità. E ogni visitatore torna a casa con qualcosa di prezioso. La consapevolezza che esistono ancora luoghi capaci di emozionare senza bisogno di cambiare.